Si tratta di fare un lavoro di comparazione delle dinamiche evolutive dell'abbigliamento femminile in Sardegna tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi decenni del 1900. A presentarci questo percorso e queste osservazioni abbiamo 4 giovani ricercatori e appassionati che provengono da 4 diverse comunità. Per Gonnesa sarà il padrone di casa, Oscar Sanna, a parlare, per Nuoro sarà Marcello Ferreli, per Serargio Matteo Azzeni e per Gesturi Francesco Mura. In parte già sapete, mi verrebbe da dire, ci saranno delle sorprese, però un po' vi siete resi conto anche che avremo degli esempi concreti, non solo esposizioni manichino. Penso che diversi relatori avranno anche da farci vedere delle immagini proiettate e vedremo un po' in questo percorso se ci sono delle differenze nella trasformazione dell'abbigliamento in questo periodo di tempo, seppure possiamo trovare anche dei punti in comune nelle diverse comunità. Intanto, prima di passare la parola ai relatori, io chiamerei qui al tavolo il sindaco Ansel Caviddu per un saluto. Buonasera a tutti, benvenuti a Gonnesa e benvenuti a Solivano. A nome dell'amministrazione comunale che ho l'onore di rappresentare, vi do appunto il benvenuto. Esprimo grande soddisfazione perché appuntamenti come questo, in un posto così particolare, arricchiscono ovviamente i saperi e la conoscenza di un luogo come Gonnesa, che ha all'interno della sua storia e delle sue caratteristiche diverse particolarità. Diverse particolarità legate al fatto che questo è un posto non è un posto con una identità forte, ha diverse identità che insieme vengono a costruire la storia di questo posto, e insieme a queste diverse identità c'è anche un diverso modo di vestire. Penso che il tema di questo convegno sia questo, il rapporto tra le differenze che poi, come ha detto giustamente lei, possono diventare convergenze e ricostruiscono la storia di una comunità. E quindi proprio per questo motivo io direi che un applauso va all'Associazione Sant'Andrea, di cui Oscar è il motore da tanti anni, attraverso la quale il nostro paese può, tra virgolette, permettersi di raccontare la propria storia attraverso i modi di vestire. Ovviamente da parte nostra c'è tutto il sostegno a iniziative come questa e sono curioso di sentire i vostri interventi. Grazie davvero. Grazie signor Sindaco.